Ad Agrigento, al Palazzo Filippini, la cerimonia di consegna dei premi Nicolò Cinquemani Arcuri 2013. Gli interventi al videogiornale. L'università Luis, ma ha un senso. Emozionato e orgoglioso, contento e soprattutto incisivo nel suo intervento, così si è presentato al pubblico agrigentino il professore Antonio Palazzo, docente di diritto civile all'Università di Perugia e autore del libro Pupi d'Italia, che è stato presentato col patrocinio dei comuni di Agrigento e Porto Empedocle, nell'ambito della quarta edizione del premio Nicolò Cinquemani Arcuri, apprezzato e rinomato notaio scomparso nel 2009 e a cui è stato intitolato questo premio promosso dall'omonima associazione. A relazionare sul libro lo scrittore e giornalista Matteo Collura. Sono intervenuti durante il dibattito anche Alessandro Garilli, già allievo del professore Palazzo, e il sindaco di Palermo Leoluco Orlando. Nell'ambito del premio intitolato a suo nonno Nicolò Cinquemani Arcuri, lei presenta la sua ultima pubblicazione Pupi d'Italia. Pupi d'Italia è l'espressione ironica che i proprietari terrieri siciliani si davano per significare la loro posizione tra due fuochi, quello del fisco statale e quello del pizzo mafioso. E chiaramente la loro posizione, che spesso è ignorata, non conosciuta, mentre viceversa si tratta di amministratori e coltivatori che hanno dato moltissimo alla Sicilia, tanto da essere alcuni autori del famoso incontro tra i contadini e i proprietari terrieri nel 1893 con i fasci siciliani. È stato trattato da me essenzialmente guardando anche a chi nello stesso periodo era amministratore degli enti locali. E quindi in occasione di questo premio che si dà agli amministratori degli enti locali, dove si apprezza moltissimo l'attività di chi ha amministrato enti locali siciliani, si parla anche del grossissimo problema di quella che è stata l'evoluzione dell'agricoltura e della riforma agraria in Sicilia, spesso non apprezzata. Matteo Collura presenta il libro del professore Palazzo Pupi d'Italia, un libro che parla di diversi argomenti, che punta l'attenzione su tanti argomenti che potrebbero anche avere una certa attualità. Sì, principalmente parla dei proprietari terrieri di estrazione nobiliare, il più delle volte aristocratici, che si trovarono proprio sul finire di un medioevo che non finiva di attardarsi in Sicilia, e le aperture verso il nuovo date dalla fine della seconda guerra mondiale si trovavano a dover fare i conti con uno Stato che li opprimeva, con tasse inique, insomma, e la mafia. Ecco, questo è, il libro vuol parlare di questo, quindi ci sono le radici di un malessere, di un disagio che oggi noi avvertiamo e che proprio poggia su quel momento. Un momento significativo dal punto di vista culturale, soprattutto la presentazione del libro, soprattutto il ricordo attraverso un premio di un personaggio significativo della nostra terra, che testimonia come questa sia stata e sia una terra di grande intelligenza, di tanta energia, soprattutto molto vivace dal punto di vista culturale. In un momento in cui la politica è sicuramente in crisi, puntare su manifestazioni culturali che testimoniano il fermento culturale della Sicilia è importante. Ma credo che sia un modo per ricordare come dobbiamo coniugare radici ed ali. Chi parla soltanto di radici rischia di morire soffocato nelle proprie radici, chiuso nello sterile orgoglio senza futuro. Chi invece coltiva soltanto le ali rischia di fare la fine di un aquilone sottoposto a qualunque colpo di vento. Questa sera certamente cerchiamo di coniugare radici ed ali, non dicendo parole ma raccontando storie. I premi Arcuri nella suggestiva cornice del Filippini di Agrigento sono andati alla consigliera comunale di Agrigento Angela Galvano, al medico Vincenzo Lo Scalzo e alla consigliera comunale di Porto Empedocle Antonella Schembri. Tra i premiati anche il procuratore di Agrigento Renato Di Natale, assente per imprevisti impegni. Il premio, coordinato da Massimo Muglia, si è caratterizzato anche per una serie di targhe speciali, assegnata allo stesso Matteo Collura, all'attore Nino Bellomo, a Massimo Muglia e a Alessandro Garilli. Tra i presenti anche il sindaco di Cianciana Santo Alfano, considerato che la famiglia Cinquemani Arcuri ha origini ciancianesi, e così come ha assicurato nel suo intervento, il prossimo anno cercheremo anche noi di Cianciana di rendere omaggio a una personalità così insigne. Avere voluto realizzare l'associazione
E sempre nell'ambito del premio Arcuri ascoltiamo adesso la consigliera comunale Angela Galvano, Massimo Muglia, l'attore Nino Bellomo e il sindaco di Cianciana Santo Alfano. Che emozioni le suscita ricevere un prestigioso premio, il premio Arcuri, che è un riconoscimento anche per la sua attività come consigliere comunale, ma come donna anche impegnata in politica? Sì, questo premio per me ha un grande valore proprio per l'importanza di questa associazione, dell'associazione Arcuri, che è un'associazione che riesce a trasmettere l'importanza della cultura all'interno del nostro territorio, della nostra città, riesce a trasmetterla ai nostri concittadini. Per me rappresenta un riconoscimento non soltanto appunto per quella che è l'attività politica che io ho svolto e continuo a svolgere nella nostra cittadina in qualità di consigliere comunale, ma anche un riconoscimento per quella che è la mia attività da un punto di vista culturale e sociale che continuo a svolgere nel nostro territorio in qualità di presidente di un'associazione di promozione sociale. Il premio 5 Mani Arcuri arriva ora alla quarta edizione. Si propone di premiare tanti amministratori, operatori del territorio, gente che dà un contributo essenziale alla crescita civile, politica, morale, economica di questo territorio, ed è un momento ormai di fine estate che aspettiamo, perché è un modo per sottolineare che ci sono delle persone che nel silenzio, magari senza fare grandi attività di pubblicizzazione, servono con grande onestà, con grande impegno questo territorio. Anche l'attore brillante Nino Bellomo al premio Arcuri per leggere alcune delle pagine più importanti del libro Pupi d'Italia del professore Palazzo. Che idea si è fatta di questo libro? Ti dirò, Daniela, quando mi invitano per la lettura di qualche pagina di un libro ho sempre qualche perplessità. Stavolta non l'ho avuta. Ho letto il libro e ho visto che c'è qualcosa di molto profondo, perché parla di molta psicologia, di momenti sociali, economici, politici. Ho visto la validità di questo libro anche perché qualche parte addirittura mi tocca. Quindi ho cercato di ridurre al meglio, perché al pubblico si possa dare quello che è il pensiero, il sentimento dell'autore, lo recepisce e lo restituisce anche all'attore che ha necessità di questa restituzione, che sia positiva. Per Cianciana è un grande onore, perché il premio commentatore 5 Mani Arcuri e noi è una cosa grande. Per la verità, parlando col professore Palazzo, dicevo e suggerivo che il prossimo anno comunque dobbiamo fare qualcosa a Cianciana e fare questo premio, ecco, in maniera itinerante tra Cianciana e anche Agrigento. Ma io sono doppiamente felice, perché non solo per il professor Palazzo, per il libro che presenta, ma anche perché ritira il premio un altro ciancianese, il dottore Lo Scalzo. Io sono contento di questa grande occasione che oggi Marco Zambuto, anche per come ha organizzato questa manifestazione, ci consegna e ci fa veramente godere.